Un voucher di 1.000 euro destinato agli studenti iscritti ai corsi di laurea in infermieristica nelle sedi della Regione Veneto. È una misura che viene erogata una tantum dopo aver superato il tirocinio e l'importo che in questo senso vogliamo investire è di circa 9 milioni di euro complessivi, a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus, quindi programmazione 21-27. Si tratta di un esperimento per fronteggiare la carenza di infermieri, favorendo l'attrattività della professione. 1.000 euro all'anno che chiaramente servono anche per sostenere tutte quelle spese che sono legate alla fruizione dei corsi, ma anche spese appunto per sostenere coloro che magari sono studenti fuori sede e per incentivare anche l'attrattività di questi corsi che sappiamo insomma ultimamente essere carente. Ci sono però altre iniziative messe in campo nell'ambito del piano regionale per far fronte alla carenza di personale sociosanitario. Ci stiamo occupando anche degli operatori sociosanitari come gli OSS, che sono figure che diventano sempre più centrali e importanti con una popolazione la cui età media appunto sta invecchiando. E queste figure, che riteniamo debbano essere qualificate dal punto di vista professionale, sono nel centro della programmazione regionale anche attraverso un cambiamento di approccio circa la formazione di queste professionalità, che è un approccio che è diventato più flessibile e quindi più capace di intercettare le esigenze del territorio. E rendendo questo percorso di formazione più flessibile abbiamo permesso di aumentare il numero di corsisti. È stata anche attivata una piattaforma per la gestione della mobilità interaziendale, riuscendo a dare risposta a 120 persone che chiedevano di avvicinarsi a casa. E siamo in addirittura d'arrivo rispetto ai fondi integrativi, i famosi 51 milioni previsti per legge dell'anno scorso, che riusciremo a mettere a terra sia per quanto riguarda il comparto sia per quanto riguarda la dirigenza medica, quindi andiamo anche a intervenire un po' sulla parte retributiva.